La lingua come strumento di prossimità e di incontro. Nei vicoli di Genova l'associazione Pasapà offre corsi di lingua per migranti e stranieri, un gruppo che si fonda sull'impegno di volontari. Invito del Papa in udienza a pregare il Padre Nostro. Francesco ha chiesto di affidarsi al Padre per trovare nell'incontro con lui il perdono e il coraggio di perdonare. Portofino ha riacquistato un pezzetto della sua storia, scoprendo sotto la volta dell'oratorio un affresco quattrocentesco. Importante la sinergia tra parrocchie, soprintendenze e tecnici. Le ultime 7 parole di Cristo sulla croce, l'opera di Haydn in apertura del grande concerto di Pasqua organizzata a Chiavari, un percorso musicale attraverso passione, morte e risurrezione. Ha aperto i battenti la scuola di Falegnameria Lucma in Perù, è gestita dai coniugi Roccati, partiti dal Tigullio con l'operazione Mato Grosso. La scuola è un riferimento per i ragazzi del luogo. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura ci occupiamo di una iniziativa che ha preso il via a Genova nei vicoli da alcuni anni, un'associazione che insegna l'italiano e altre lingue ai migranti e agli stranieri. Si chiama Pasapà ed è un gruppo fondato esclusivamente sull'impegno dei volontari, sul desiderio di aiutare le persone a comunicare e a costruire il proprio futuro. Siamo andati a vederlo. È un percorso di poche decine di metri, quasi intrappolato nei vicoli stretti della Maddalena. Eppure, tra un locale e l'altro dell'associazione Pasapà, batte il cuore del mondo. Dal 2014 i volontari offrono lezioni di italiano ai migranti e agli stranieri che vivono e frequentano Genova. La conoscenza della lingua come strumento di prossimità che permette di superare barriere, confini e nazionalità. L'associazione offre corsi di tedesco, inglese, francese, russo, arabo e wolof, un dialetto parlato nell'Africa subsahariana, un servizio che esiste soltanto grazie alla presenza di numerosi volontari. Attualmente abbiamo circa 100 volontari, poi naturalmente c'è chi riesce a darci una disponibilità maggiore e quindi a portare avanti dei corsi che possono essere anche 2 o 3 volte a settimana, chi invece ci aiuta solo per eventi sporadici come possono essere mercatini e quant'altro, oppure uscite esterne di socializzazione, di conoscenza del territorio. Passo dopo passo, Pasapà appunto, l'associazione è cresciuta. Oggi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dal mattino alla sera. Al sabato poi c'è la possibilità di seguire corsi di matematica e geografia. Le lezioni vengono seguite da persone di tutte le fasce di età, quindi ci sono ragazzini che vanno a scuola, quindi minori, poi ci sono giovani adulti e anche persone adulte un po' più avanti con gli anni. La maggior parte proviene da paesi africani, ma anche da paesi asiatici e europei. Spesso sono le comunità che ci inviano questi ragazzi, a volte passano nei vicoli e quindi chiedono direttamente, altri sono altre associazioni che li mandano, perché comunque cerchiamo di fare rete con tutte le scuole del territorio. L'associazione Pasapà lo scorso anno ha vinto un bando del comune per l'affidamento di un locale sottratto alla mafia nel centro storico. Si trova in Vico delle Vigne e ha riaperto con scopi solidali dopo 10 anni dalla confisca. L'idea è un po' di tenerlo sempre a disposizione di tutti, quindi per esempio mentre siamo qua adesso c'è una lezione di italiano, di preparazione al CPA per il livello A2 e poi ci saranno tanti volontari che terranno sulla saracinesca e che apriranno le porte a studenti, a chiunque voglia sedersi un attimo, studiare qualcosa e ritrovarsi. Passiamo ora alla cronaca. Avevano appena messo a segno un furto in una villetta a Moconesi, ma sono stati bloccati poco dopo. 2 cittadini stranieri di 23 e 24 anni sono stati arrestati dal personale della squadra mobile della questura di Genova. Gli agenti hanno stretti i controlli attorno ad un'auto dopo aver constatato alcune manovre anomale. Di qui è scaturito un pedinamento che li ha portato sino a Moconesi. Qui i 2 hanno abbandonato il veicolo in una zona isolata e sono stati individuati dagli agenti mentre uscivano da una villetta che avevano appena svaligiato. I 2 sono stati fermati mentre si stavano allontanando a bordo di un veicolo su cui viaggiavano anche 3 donne italiane ed un bambino di appena 1 anno, evidentemente utilizzato per eludere eventuali controlli di polizia. Gli agenti si sono quindi spostati nell'abitazione saccheggiata e hanno constatato che la porta era stata scardinata e all'interno della casa fortemente danneggiato a seguito della razzia. I 2 giovani sono stati arrestati e i valori sottratti sono stati riconsegnati alle vittime. Le 3 donne che viaggiavano a bordo dell'auto
dell'auto con i 2 arrestati sono state denunciate. Dalla perquisizione domiciliare che è seguita all'arresto sono stati rinvenuti alcuni oggetti preziosi provento di altri furti che sono stati messi a segno con modalità analoghe. L'operazione si è svolta di un ambito di una più ampia attività di controllo organizzata dalla Questura di Genova per contrastare i furti in prossimità della Pasqua. Tutta l'area furtiva verrà riportata sul sito poliziadistato.it. A Chiavari riapre temporaneamente Corso Lavagna dopo i lavori che hanno interessato i canali di deflusso delle acque bianche. A partire da questa mattina e sino al 1° maggio compreso il cantiere sarà sospeso e sarà consentito il transito in direzione levante. Diverse le problematiche affrontate in accordo con IREN Acqua Tigullio per risolvere il problema degli allagamenti localizzati nella zona compresa tra Via Intella e Corso Lavagna. Grazie alle videoispezioni e alle indagini eseguite sul tratto che hanno rilevato una generale insufficienza del sistema di raccolta delle acque bianche, sono stati eliminati i depositi di detriti presenti e le interferenze con i sottoservizi e le modifiche apportate ai canali di scarico a seguito di interventi edilizi privati. Dal 2 maggio il cantiere ritornerà operativo e proseguiranno gli interventi di pulizia del canale che attraversa Corso Lavagna e Via Cesare Battisti sino ad immettersi nel fiume Intella. A seguito delle prime ispezioni effettuate sono stati trovati depositi di materiali compresi tra 60 e 80 cm che devono essere rimossi totalmente per facilitare lo scorrimento delle acque piovane nelle tubature. Ora la pagina religiosa. Questa mattina il vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione dell'Eucaristia all'interno dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. Il momento di preghiera è stato partecipato da molti rappresentanti della maestranze e della dirigenza del cantiere rivano. Monsignor Tanasini ha rinnovato la propria vicinanza agli operai in un momento storico in cui i carichi occupazionali fanno ben sperare per il futuro. Il vescovo inizia da Riva Trigoso un calendario di appuntamenti che lo porteranno all'interno di numerosi posti di lavoro e realtà del territorio per l'adempimento del precetto pasquale. E ora andiamo a vedere invece le celebrazioni della Settimana Santa che entrano nel vivo con oggi. Lo facciamo attraverso il nostro sito internet teleradiopace.com. Il vescovo Alberto Tanasini presiederà i riti della Basilica di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Oggi alle 17 la Santa Messa Crismale, il vescovo benedirà gli oli santi, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e il Sacro Crisma. Al termine della celebrazione ci sarà un momento di fraternità tra il vescovo e il presbiterio diocesano. Domani, giovedì santo, si riattualizza e si fa memoria dell'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale. Alle 18 Monsignor Tanasini presiederà la Santa Messa in Cena Domini, durante la quale sarà ripetuto il gesto della lavanda dei piedi. Al termine il Santissimo Sacramento sarà collocato all'altare della Reposizione e seguirà un momento di adorazione. Telepace trasmetterà in diretta le celebrazioni al canale 15 di Telepace 1. Giovedì santo, al termine del telegiornale serale, proporremo un momento di adorazione agli altari della Reposizione con le immagini da diverse comunità parrocchiali del territorio diocesano. Venerdì santo invece rispetteremo una giornata di digiuno televisivo di cui avremo modo di dettagliarvi meglio nei prossimi giorni. Ora passiamo all'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco in piazza San Pietro. In questa settimana santa, pregando il Padre Nostro, chiediamo la grazia di vivere per la gloria di Dio, cioè con amore, e saperci affidare al Padre e di trovare nell'incontro con Lui il perdono e il coraggio di perdonare. È l'invito che il Papa ha formulato nella catechesi dell'udienza generale alla vigilia del Triduo Pasquale, nel quale, all'interno delle riflessioni sul Padre Nostro, si è soffermato con le parole con cui Gesù durante la Passione ha pregato il Padre. La prima invocazione è quella pronunciata dopo l'ultima cena, quando Gesù chiede a Dio: Padre, glorifica il Figlio tuo. Il Papa ha spiegato che la gloria che Gesù chiede per sé è quella che indica il rivelarsi di Dio, ossia la croce. Sentiamo un passaggio della catechesi. Qui, al vertice del dolore, giunge al culmine dell'amore. Arriva il perdono, cioè il dono all'ennesima potenza che spezza il circolo del male. Cari fratelli e sorelle, pregando in questi giorni il Padre Nostro, possiamo chiedere una di queste grazie, di vivere le nostre giornate per la gloria di Dio, cioè vivere con amore, di saperci affidare al Padre nelle prove e dire: papà,
al Padre è di trovare nell'incontro col Padre il perdono e il coraggio di perdonare. Un affresco quattrocentesco era nascosto sotto la superficie pittorica nella volta a ombrello dell'oratorio di Portofino. Il restauro è stato impegnativo ed è stato presentato nella Domenica delle Palme. È stata senza dubbio una scoperta entusiasmante, quella dell'affresco nascosto sotto la superficie pittorica della volta a ombrello dell'oratorio di Nostra Signora Assunta a Portofino, l'edificio più antico del borgo, costruito nel XIII secolo. Un affresco quattrocentesco realizzato attorno al medaglione in ardesia che raffigura la Madonna con il bambino posto in chiave di volta. Spesso in queste volte ad ombrello, e questo è un esempio preziosissimo, potevano esserci decorazioni di questo tipo. Quindi grazie a questo intervento di restauro condotto veramente con grande professionalità da una squadra, da una restauratrice, da un chimico, con la direzione della soprintendenza e con la partecipazione diretta anche della diocesi attraverso il parroco. Quindi questo è anche il plusvalore del gioco di squadra nel recupero di una bellissima testimonianza. Il restauro è stato voluto dal parroco Don Alessandro Giosso e sostenuto dalla soprintendenza, condotto materialmente da Federica Bruschi. La scoperta è la parte più bella, più interessante, sicuramente più emozionante di un restauro. Specialmente in questo caso stavamo operando su una superficie molto delicata, stavamo ritrovando una pittura a secco. Anche se il restauro non è mai interpretazione, però è fondamentale cercare di capire cosa poi l'autore voleva rappresentare. Secondo le analisi chimiche condotte da Luigi Soroldoni, i pigmenti utilizzati sono compatibili con una datazione quattrocentesca. Direi che i materiali sono molto vicini, quindi la sabbia è sicuramente una sabbia della zona. Tranquillamente. La calce è una calce di natura dolomitica, ma ci sono cave, ci sono forni di cottura un po' in tutta la parte della Liguria, quindi sicuramente è una calce locale. Tutti questi materiali vengono dalle zone normalmente dove sono le chiese, quindi sicuramente il contesto è questo. L'ocra gialla è un'ocra che c'è in Italia. Quindi sicuramente proviene dalla Toscana, proviene anche dalle nostre zone. Basta muoversi lungo la dorsale che sale verso Lombardia. I terreni hanno colori che vanno dal giallo al marrone, allo scuro, quindi sono terre. L'associazione Simon Boccanegra Onlus propone per il giorno di Pasqua un concerto di musica classica che si svolgerà nel pomeriggio alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Attraverso opere di Haydn, Mozart e Frisina verrà proposto un excursus musicale sulla passione, morte e risurrezione di Cristo. Nel concerto di Pasqua che percorso viene proposto all'ascoltatore? Intanto è titolo preciso Pasqua di morte e di risurrezione, perché a far festa il giorno della domenica di Pasqua tutti forse siamo capaci, ma prima bisogna morire, quindi c'è tutto questo aspetto di sofferenza, di passione di Cristo, per cui poi c'è la risurrezione. E viene trasmessa attraverso 3 brani diversi, il primo più lungo che è di Haydn, le ultime 7 parole di Cristo in croce, che sono veramente una meditazione spirituale, vengono annunciate e spiegate brevissimamente per contestualizzarle nel Vangelo e per capirle un po' meglio, poi la musica le fa sedimentare, le porta dentro, in questo senso. Il percorso tra la passione, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo in musica, quale excursus verrà proposto? Praticamente inizieremo il programma con le 7 parole di Cristo in croce, una composizione proprio commissionata per il Venerdì Santo da un canonico andaluso nel circa 786, Sáenz de Santa Maria si chiamava, che ha proprio contattato direttamente per questo motivo il compositore Haydn, che poi negli anni ha fatto diverse versioni per grande orchestra, per piccola orchestra, per quartetto d'archi di questa composizione, strutturata in un modo molto originale. Difficile sentire un brano musicale di questo genere, praticamente sullo stile del vecchio oratorio. Il canonico dice e commenta, se vuole, la prima delle 7 parole o frasi di Cristo sulla croce, e poi l'orchestra fa la sottolineatura musicale. Ovviamente il programma poi verrà completato dall'Exultate Giubilate di Mozart, un grande capolavoro sempre dedicato alla risurrezione di Cristo,
e dal Magnificat di Marco Fresina, compositore contemporaneo proprio di musica, specializzato in musica sacra. A Parti Battenti, la scuola di falegnameria Lucma in Perù, gestita da una coppia di sposi del Tigullio, da anni volontari dell'operazione Mato Grosso. Sono Danilo e Giulia Roccati che lo scorso novembre hanno ricevuto a Carasco la croce missionaria. Nella struttura di Lucma sono stati necessari alcuni mesi di lavoro. È iniziata la scuola Lucma, la struttura rimessa a nuovo da Danilo e Giulia ha aperto i battenti dopo alcuni mesi di lavoro. Entra nel vivo la missione del Mato Grosso. I ragazzi hanno finalmente un luogo dove studiare e formarsi. Danilo e Giulia Roccati, giovani sposi, genitori di 3 bimbi, sono in Perù da 4 mesi e mezzo. Il loro compito è quello di gestire la scuola secondaria per i giovani del posto, secondo il desiderio della locale parrocchia. L'obiettivo è di togliere dalla strada e spesso dalla solitudine i bambini alle soglie dell'adolescenza. La struttura era chiusa ormai da tempo. Ci sono le materie come si fanno da noi in Italia, quindi c'è storia, geografia, matematica, italiano, il prossimo comunicazione, sarebbe spagnolo, e più la nostra scuola è un po' particolare perché è un internato, quindi i ragazzi vivono con noi tutto il giorno fino al venerdì, se possono quelli più vicini vanno a casa al fine settimana. Però a parte questo imparano anche un mestiere, quindi è un po' una scuola professionale per certi versi, perché 6 ore al giorno loro fanno pratica di falegnameria. I lavori hanno coinvolto l'intera famiglia, anche Giulia insegnerà nella nuova scuola. Sono contenta perché è un po' il modo che ho io per stare vicino a questi ragazzi. La scuola è una scuola ispirata al metodo di Don Bosco educativo, quindi adesso stiamo leggendo libri, vedendo film. Lucma dista diverse ore da Lima, spesso è necessario raggiungere la capitale per sbrigare delle pratiche o ritirare documenti importanti. Qui Danilo, Giulia e gli altri volontari possono contare su una base d'appoggio. Aiutarli in quello che devono fare a Lima, per esempio adesso Giulia e Danilo sono venuti per i documenti e quindi loro vengono a Lima dopo ore e ore di viaggio e hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di una base, esatto. Il documentario sull'attività che stanno svolgendo Danilo e Giulia Roccati a Lucma in Perù sarà al centro della trasmissione Missione Mondo, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Rimaniamo sul fronte internazionale e ritorniamo sul nostro sito teleradiopace.com, dove troviamo la corrispondenza dal Niger di padre Mauro Armanino, che fa un parallelo tra quanto accaduto a Parigi, l'incendio devastante per la cattedrale di Notre Dame, e il fuoco visto dal Sahel. Sappiamo, scrive padre Mauro, cosa sono le ceneri e le distruzioni di chiese il 16 e 17 gennaio del 2015. Zinder, la prima capitale del Niger, e il giorno seguente Niamey, l'attuale capitale del Niger, sono state colpite dal fuoco distruttore di fanatici. C'era stato il fattore Charlie Hebdo a Parigi e buona parte della gente non aveva accettato il presidente del paese affermare di essere Charlie. Non dimentichiamo, scrive ancora padre Mauro, non possiamo farlo, che quanto è accaduto alla cattedrale di Parigi, di natura forse accidentale, accade quotidianamente nell'altra cattedrale. Donne, bambini, giovani, adulti, anziani, autentiche cattedrali bruciate da bombi, droni armati, sofisticati mezzi di distruzione e armi leggere, volti sfigurati, dilaniati dal fuoco delle bombe in Libia, nello Yemen, in Siria, in Palestina, in Afghanistan e chissà in quali altri sconosciuti posti di tortura. In conclusione, padre Mauro Armanino scrive: ricchi e poveri, credenti e non, uniranno le forze finanziarie e morali per ridare alla cattedrale di Parigi il posto che le spetta nella fede e nell'immaginario culturale della Francia e non solo. Questo non può che rallegrare e allo stesso tempo indurre a domandarsi che fare della cattedrale delle vittime per la quale Dio ha dato la vita. È infatti quest'ultima una forma di croce che lui ha scelto di abitare e di cui non si parla. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli aggiornamenti. Suo avvenire in primo piano, Notre Dame ha resistito, ora la ricostruzione, ampio spazio quest'oggi sul quotidiano cattolico all'incendio che ha distrutto il tetto e l'aguglia più alta della cattedrale di Parigi, e poi a centropagina direttiva boomerang, Salvini alle ONG state alla larga e fa infuriare anche il capo di Stato Maggiore, intimazione alla Mare Ionio Di Maio, ma non è così che si evitano le partenze dalla Libia. Sempre dal quotidiano cattolico un lungo articolo di Marina Corradi sul tema
quelle voci fedeli, quella croce intatta, un popolo e la sua cattedrale è il tema della pagina relativa ai commenti ospitata quest'oggi da Avvenire. Pianto davanti al rogo, nei cuori già risurrezione, sono le parole di Maurizio Patriciello. Come detto dal quotidiano cattolico, ampio spazio dedicato al rogo di Notre Dame, ma ci sono anche gli esteri. A Tripoli riprendono gli scontri, il vice premier Maittig avverte, sono oltre 400 i terroristi del Daesh in carcere che ora potrebbero scappare. È sempre allerta umanitaria, l'Unicef denuncia più di 7.000 i bambini costretti a lasciare le loro case. E sempre dalle pagine di Avvenire, tutti contro la direttiva anti-ONG. Salvini vara un'intimazione nei confronti della Mare Ionio, la replica dalla nave solo propaganda. L'ira dei militari è ingerenza sul capo di Stato Maggiore, Di Maio le carte non fermeranno le partenze. Ancora da Avvenire, incubo PFAS, ora sono nel Po, coinvolte 4 regioni, l'allarme dalle centraline in Lombardia ed Emilia Romagna, nell'acqua ci sono tracce evidenti di perfluori e in una formula nuova rispetto a quella che ha avvelenato il Veneto. L'apertura del secolo XIX dedicata al rogo di Notre Dame, la nuova Notre Dame in 5 anni, gara di solidarietà, già 700 milioni. Sempre dalle pagine del quotidiano di Genova, Macron rassicura i francesi, Notre Dame rifatta in 5 anni e poi i tesori scampati al fuoco, salvi le torri, i rosoni e i gioielli. Sempre dal quotidiano di Genova, l'apertura del Levante, previsioni meteo troppo in anticipo e anche sbagliate, danni al turismo, sono le parole del presidente degli albergatori di Santa Margherita e Portofino, Armando Ezio Capurro. Prima pioggia e adesso sole, ma è ora di finirla, e Giacomo Carpi degli albergatori di Rapallo, un valzer di prenotazioni e disdette per Pasqua. Ancora dalle pagine del secolo, torta, mancano i soldi, appello agli esercenti da parte della commissione che governa la città e poi un ponte fra passato e futuro, il 25 aprile l'apertura della Mostra del Tigullio edizione 2019. Uno sguardo dalle pagine del secolo allo sport, Entella domani sotto con l'Arezzo, una partita fondamentale per la B, Crialese, serata determinante, sappiamo che con i 3 punti non dobbiamo dipendere da nessuno, un vantaggio importante a pochissime gare dalla fine, il Piacenza non è il momento di pensarci. Gli aggiornamenti dalla redazione per noi oggi, Emanuela Castello. Grazie Cristina, subito una notizia appena giunta in redazione, è mancato Giancarlo Mori, lo ricorderete, era stato presidente della Regione Liguria dal 1994 al 2000. In questi minuti stanno iniziando ad arrivare in redazione messaggi di cordoglio sia da parte del presidente della Giunta regionale Ligure Giovanni Toti che da parte del presidente del Consiglio regionale. Mori godeva della stima sia da parte dei compagni politici che da parte degli avversari politici ovviamente, e la notizia ha destato profondo cordoglio in tutte le istituzioni locali. Sia la Regione Liguria che i consiglieri regionali si stringono nel ricordo ai familiari di Giancarlo Mori. Ora la cronaca, è stato arrestato in Spagna uno dei 2 cittadini di origine straniera che lo scorso 4 giugno a Chiavari avevano derubato una donna anziana mentre si trovava impegnata ad effettuare un prelievo ad uno sportello bancomat. Trovate la notizia anche sul nostro sito. La modalità con cui è stato ammesso il furto a segno è piuttosto comune. I 2 dapprima hanno annotato il codice bancomat della donna mentre lo stava digitando. Poi si sono avvicinati, le hanno detto che le era caduta una banconota da 20 euro e con questa scusa l'hanno distratta e sono riusciti a prenderle il bancomat, sostituendolo con un'altra tessera che quella stessa mattina avevano rubato ad Avenza, in provincia di Massa Carrara. I 2 poi sono riusciti ad effettuare un prelievo da 520 euro prima che qualche ora più tardi un familiare della donna riuscisse ad accorgersi di quanto era accaduto e a bloccare il bancomat. Quindi una tecnica piuttosto consolidata rispetto alla quale occorre prestare una grande attenzione mentre si effettuano prelievi al bancomat. Gli agenti del commissariato di polizia di Chiavari comunque, grazie alle telecamere presenti in zona, sono riusciti a risalire all'identità dei 2 uomini. Si tratta di 2 cittadini stranieri piuttosto abili in furti condotti con questa tecnica. Il GIP Alessia Solombrino ha dunque emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei 2 su richiesta del sostituto procuratore Fabrizio Givri. Dopo qualche tempo, come detto, dunque uno dei 2 colpevoli è stato trovato
trovato a Malaga ed è stato arrestato dalle autorità spagnole. Si trova dunque in questo momento ancora in carcere in Spagna in attesa di estradizione in Italia. Proseguono dunque le indagini per individuare, per trovare il secondo colpevole. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie per tutti gli aggiornamenti. Il nostro telegiornale ritorna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45. Vi ricordo alle 17 la diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari per la Santa Messa Crismale presieduta dal nostro Vescovo diocesano. Tutte le informazioni proseguono al canale 187 e naturalmente sul nostro sito internet. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata.